Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Dota 2. Quest'oggi in compagnia di... Saburo24, ciao ragazzi. Vediamo un po', ci troviamo nuovamente in una 5 contro 5 e quest'oggi ci stiamo specializzando su una nuova tipologia di personaggio, ovvero il support. Guardate un po' che fighetto il mio personaggio chiamato Dazol. Vediamo un po' di curare per benino i nostri personaggi. Il support possiamo considerarlo come una sorta di medico, giusto Ciro? Sì. Durante le partite, il quale conferirà vita ai personaggi, ovviamente li salverà dalle situazioni più difficili e improbabili. Vediamo un po', eccoci qua. Vediamo un po', abbiamo davanti, come potete vedere, 5-9 avversari. Attenzione, ci ritroviamo in top con questo dannato Juggernaut. Mi ricorda un po' Call of Duty Juggernaut, questo qui, una specie di soldatino imbottito al plastico. Eccolo qua. Steroidi. Sì, sì, ricarichiamo un po' di vita. Bene. Diamo un'occhiatina. Il tuo personaggio come si chiama? Ricky. È una specie di ninja. Sono morto. Sì, sono morto. Oh, grazie Edward. Bene, Ecco bene. che sei support. Allora, vediamo un po' di dare un po' di fastidio a questi stronzetti che a quanto pare ci stanno distruggendo la torre. Quello è andato, eh. Chi? Juggernaut. Sì, è tipo un... Se mi non ho vita, se no me lo ucciderei io. Ecco te la vita. Mamma mia, vediamo un po'. Ovviamente ragazzi, il resto dei personaggi li potete vedere in alto, oppure ovviamente li scoprirete con il resto della partita. Comunque, andate ad analizzare una delle abilità più importanti di questo personaggio, ovvero la E, la terza abilità. Questa permetterà di caricare vita non solo ai personaggi a cui viene conferita, ovviamente anche al Dazol stesso, ma anche per esempio ai minion che si ritrovano qui intorno. Ed è utile soprattutto per andare avanti negli assedi delle torri. Per quanto riguarda invece la W, questa bella W, possiamo rendere un personaggio immortale per 5 secondi ed è soprattutto utile per fuggire dalle situazioni più difficili. Mentre la Q è una sorta di abilità multiuso perché può essere utilizzata. Intanto il suo effetto principale è quello di stordire e addirittura rallentare l'avversario nel momento in cui sarà potenziata al massimo. Però possiamo utilizzarla soprattutto per fuggire da situazioni molto difficili. Allora, vediamo un po', adesso che abbiamo spiegato le abilità principali, la mossa finale la spiegheremo in seguito. Bene, iniziamo a dare un po' di colpetti a questi minion ed avanziamo di livello. Ho comprato il corriere, TNT. Ho visto. Bartolini è nella piscina generale lì. Bartolini è pure morto nella partita precedente, poverino. Diamo un'occhiata, carichiamo un po' di vita. Bella. Ok. Ho notato che c'è anche una... come possiamo dire, una specie di statistica dove vengono elencate le partite e si possono addirittura rivedere, sai? Wow, bellissimo, non lo sapevo. Attenzione. Ho terminato il mana, mi bevo queste 2 pozioncine, Va Stai bene. attento, vai a zigzag perché davanti abbiamo sia questo dannato arciere che ha praticamente quella bella freccia da lontano. Capito? Sì, ho visto, quella freccia verde ti colpisce da lontano, sì, perfora tutti i minion poi, Sì. I creep. Allora, Bartolini sta tornando in base. Bene, attenzione ai minion. Ti ricordo che non ho mana? Non posso ricaricarti. Va bene. Stai attento perché lì c'è il Juggernaut. Andiamo di fare a pezzi queste catapulte. Juggernaut. Grazie. Prego. Andiamo. Io fra 2 livelli quasi posso finalmente giocare bene. Certo, perché... Posso anche... Attenzione! Dietro, scappa Edward, scappa. Madonna! Ce la fai? Ce la faccio, mi divoro un alberetto. Io sono morto. Sei morto? 8 di vita, 10. No, vai in base, vai, là c'è Bartolini. Sono un semi morto, dai. Amico mio, questo, vi ricordate ragazzi il Signore degli Anelli quando c'è stata l'ultima marcia degli Ent? Guardate qua, questo qua ha risvegliato gli alberi. Lo seguono dappertutto. Esatto, gli Ent. Sì, fortissimo. Peccato che li hanno chiamati alberi animati. Avrebbero dovuto chiamarli Ent, veramente. È strano. Sì, peccato. Guardate qua, chi è questa Morgana, ragazzi? La Morgana dei poveri. Allora, Bartolini, la consegna arriverà presto. Infatti chiamiamo il corriere e portiamocela appresso. Benissimo. Guardate, sta crescendo qualcosa. Ecco qui.
Allora, abbiamo comprato di tutto, adesso io direi che dobbiamo attendere l'urna delle ombre per ricaricare ovviamente la nostra salute. Ecco che sta arrivando Bartolini, eccolo qui con le ali. Mamma mia, guardate che figo, sembra una specie di Pegaso. Ai. Ah, merdoso. Mamma mia. Ti ha mancato o ti ha preso? Mi ha Perché ho visto preso, tipo... ma... ti ha preso, infatti. Ok. Chiedo aiuto. In top are 3 enemy. Già. Help. Liaison. Dai, dammi una mano qui. Sì, sì, tranquillo. Okay. Il mio personaggio, ragazzi, non è solito fare uccisioni, però è un utile personaggio per effettuare il gioco di squadra e soprattutto numerosi assist. Infatti nelle partite precedenti ho ottenuto numerosi assist. Invece il personaggio di Ciro è più un assaltatore, un assassino. Sì, è un... bravissimo, esatto, un assassino alle spalle. Mi sembra che il tuo guadagna pure vantaggio se attacca di dietro. Da dietro, esatto, essendo un assassino si attacca alle spalle del nemico, cosa che è molto facile da fare, dato che la R è l'invisibilità passiva. Toglie il doppio, diciamo, dai. Certo. Allora, adesso che abbiamo i soldini necessari, ci compriamo la bacchetta magica in modo tale da accumulare... Attenzione, il corriere lo stanno utilizzando gli altri personaggi. Puoi forzarlo però, Come? Puoi forzarlo, lo prendi e te lo porti da te, anche se... per adesso sta tornando in base, quindi lo faccio arrivare, lo faccio caricare di roba e quindi... Va bene, tutto va a bene. posto. Avanti, continuiamo a ammazzare questi dannati creep. Ti fanno malissimo, Sembrano stupidi. Attenzione all'arciere, adesso ci lancerà quella frecciona, guarda. Sì, molto probabile. Forse non ha mana. È probabile. Può portare i guanti il corriere? Aspetta, dove sta il andando in corriere? base, facciamo un unico carico. Appena arriva, esatto. carichiamo sia la merce mia che la merce tua. Vediamo un po'. Attenzione, attenzione, attenzione. Aiutami, aiutami. Carica, carica. Sì, ti aiuto. Devo caricare la mia merce un attimo. Lo sto portando, ok? Sì, sì, portalo che io ho già caricato. Bene. Andiamo avanti. Ti do un po' di vita, tieni. Bella. 100 punti di vita. Però non ho molto mana. Cioè molto, 14 punti di mana ho. Sì, ho notato. Ti devi comprare quella sfera. L'anello. Beh, ragazzi, il tutto all'inizio è un po' duro andare avanti, però nel momento in cui guadagnerò gli oggetti necessari diventerà tutto molto più semplice. Amico mio, hai effettuato la consegna, adesso ti puoi fare un bel viaggetto indietro. Bene. Addirittura il corriere, ragazzi, è una cosa davvero molto utile, perché può essere inviato anche al negozio segreto, perché come sappiamo, ovviamente anche Ciro ne sa qualcosa, è un negozio che si ritrova nella mappa avversaria e addirittura è molto pericoloso. Sì, sì. Più che altro non è pericoloso, ce ne sono due di negozi segreti. Uno in base nemico e uno in base nostra. Andiamo avanti. Ho 453 monetine, 2 avversari davanti a noi. Nelle altre lane come sta andando? I nostri alleati se la stanno cavando bene. Nella linea di bot hanno quasi scavalcato la prima torre, quindi ce la stiamo cavando abbastanza bene. Sono verso la... Dio. Sono verso la torre nemica, quindi se la stanno cavando molto bene. Ascoltami, ma la R l'hai presa, ovvero l'abilità speciale per ti fa diventare invisibile? No, ancora no. Se no sarei già invisibile, ancora no. Guarda, quando avrò la R, l'arciere morirà, quindi stai tranquillo. Ne accorgerai. Facciamo fuori questi ultimi dannati minion. Come potete vedere, ragazzi, sono riuscito adesso a caricare, anzi a caricare, ad assegnare il primo punto di vantaggio alla mia R, ovvero l'abilità finale. Questa abilità, con circa 60 secondi di cooldown, permette di creare all'interno di questo cerchio una sorta di... zona dove gli avversari perderanno dell'armatura e ovviamente gli alleati la guadagneranno. Attenzione che ci stanno facendo a pezzi, guadagniamo un po' di vita. Questo dannato... Curami. Ah! Grazie, Edward, sei un pito, sei. Ora scappiamo, sennò quello mi fa. Mamma mia, quel Juggernaut ha quell'abilità dannata che proprio è impossibile sfuggirgli. Garen, te lo ricordi? Ah, vero, uguale a Garen, è il cavaliere buono. Pieno di vita, sì. No, insomma, ogni volta che mi ritrovo da questa parte della mappa, appartenendo quindi ai Radiant, mi trovo sempre meglio, non so, mi piace di più questa parte. Sì, anche a me perché è molto più visibile, molto più pulita l'immagine, no?
Sì, esatto. Comunque il tuo personaggio ha un piccolo difetto, il mana. Il mana, infatti. Dovresti molto potenziargli la rigenerazione del E mana. adesso comprerò l'anello dell'anima che mi aumenterà del 50% la rigenerazione. Esatto. Il corriere Bartolini là è in base, non hai bisogno di niente? No, no, io no. Sto raccogliendo i soldi per l'anello. Vieni, vieni adesso che sono in difficoltà perché stanno attaccando la torre. Pure i minion riescono a farmi del danno. Sì, no, fanno malissimo. Sto arrivando E comunque. addirittura le catapulte, ma non sai del danno che fanno le catapulte alla torre? Sì, a noi no, alla torre la distruggono praticamente, Perché guarda. sono dei mezzi d'assedio, appunto, sono fatti per Sì, quello. infatti dovrebbero essere le prime a essere distrutte, eh. Attenzione, eh. Sì, sì. Ho paura che mi fa quella giravolta. Ma chi lo dici? Io però riesco ad indebolirlo. Sì, perché sei a distanza. Comunque sto gioco ha un piccolo difetto, come si dice? La visuale è troppo vicina. E questo infatti è un problema che ho notato anche io, molto vicini siamo. Infatti a volte quando cerco di scappare clicco sulle abilità e sbaglio, capisci? Non riesco Lo so, capita, capita. Che a te capita? Sì, sì. Attenzione che qui c'è Morgana, la Morgana dei poveri. Allora, portiamo il nostro Bartolini a noi, aumentiamo anche la sua velocità con un bello scatto. Vediamo un po'. Uccidiamo questi ultimi creep. Ragazzi, uccidere i creep è una cosa molto importante. È una cosa che bisogna fare sia ai livelli bassi che ai livelli alti, perché conferiscono al personaggio sempre quelle 50 monetine, 60 monetine a secondo della quantità di potenza che appartiene al creep. E sono da fare sia ai livelli bassi che ai livelli alti, ovviamente. Vai al negozio segreto? Sì, ho la R. Bene, bene. Visto. Quindi adesso sto arrivando, resisti. C'è Morgana qua. Ah. Sta attaccando la torre questa dannata. Tranquillo, la prendo da dietro. La prendi di Ma se n'è andata? se n'è andata. Probabilmente starà scendendo per il fiume. Sì, voglio prendere. Se tu mi aiuti davanti, io faccio l'arciere. Perché non vedo l'ora che muoia. Ma il problema è che non ho abbastanza mana. Cioè ti posso guarire una volta sola e appena. Ah, capito. Ora ho comprato l'anello, si sta rigenerando molto più velocemente. Attenzione, eh. Tre sono. Tranquillo, tranquillo. Sotto come sta andando? Perché qui ce ne sono 3. Ah, mi sa che tornerò in base, Ciro. Va bene, sto io in difesa. Va bene. Diamo un'occhiata intanto ai nostri compagni di squadra, ragazzi. In basso ritroviamo il nostro Lion. Eccolo qui, una sorta di... Vediamo un po', una sorta di maghetto. Si ritrova qui giù, che a quanto pare è riuscito a effettuare anche una bella kill, spaccando la testa per 235 pezzi d'oro. Mentre qui in top, ragazzi, ritroviamo Ciro un po' in difficoltà, dannazione. Sì, sono morto. Ed è pieno, perché ovviamente ci sono 3 avversari, non è che può fare tutto. Sono Però scappato. a quanto pare la torre è riuscita a far secco il Juggernaut. Guardate un po'. Sì, infatti io gli ho dato il colpo di grazia. Infatti poi. è riuscito a spaccargli la testa, però la torre non ce l'ha fatta. Vediamo il nostro personaggio che è riuscito a guadagnare la vita necessaria per continuare il combattimento. Torniamo, guadagniamo intanto 2 belle manine per avvantaggiarci. Sai che abbiamo perso veramente una torre importante, perché quella torre proteggeva il nostro negozio segreto. Adesso è pericoloso andare al negozio segreto. Adesso è pericoloso. Sì, adesso sì. Saliamo su, dai. Eccoti qua. Ho tutto il mana che serve. Ecco qui. Grazie. Saliamo su, dai. L'importante è rientrare quindi con i parametri del mana. Intanto facciamo fuori questi ultimi creep. Ho guadagnato quindi l'anello. Ho comprato addirittura la... come posso dire? 2 manine che mi aiuteranno a comprare l'urna delle anime. Bene, andiamo avanti. Rinfoltiamo anche i nostri minion. Ok, dobbiamo distruggere... Oh, che è questa cosa? Che è un'aquila? Aquila maggiore. Quale? Invisibilità. Guarda qua, tutti questi animali. Ecco, mi sembra di essere nelle cronache di Narnia. Guarda che figo. Esatto. Bello, potenziamo immediatamente la nostra abilità che conferirà vita ai nostri compagni di squadra. Eccoci qui. Eccolo il Juggernaut che era del piffero. Tanto è morto. Sei sicuro? Sì, è morto. Bella, bella. Vediamo se riusciamo a spaccare questa dannata torre. A quanto pare no, perché se la prende ovviamente con tutti noi, visto che non ci sono abbastanza creep per la difesa. Avanti. Lo sai che non l'ho ucciso il Juggernaut? Come no? Io l'ho ucciso e non mi ha dato la kill. Forse si sarà teletrasportato. Può darsi, sai, si è salvato a culo proprio.
Incredibile, veramente faccio fatica a crederci. Hai che sei al negozio segreto, cioè? Sto andando al negozio segreto, sì, mi serve un anello. Tu sei là da solo? Sì, sì. Ti conviene un attimo tornare indietro? Dietro Sto un facendo attimo. questi ultimi creep qua su. Sì, sì, così livelli un po'. C'è l'arciere. Comunque, ragazzi, purtroppo questi giochi, quando qualcuno quitta, la partita probabilmente è persa. Infatti, se vi state chiedendo perché abbiamo perso la torre, è perché, dato che abbiamo un giocatore in meno, che si è Certo, un giocatore in disposto, meno. qualcuno è potuto salire sopra e quindi non abbiamo resistito contro un altro giocatore in più, insomma. Se sentite un po' basso a Ciro, ha qualche problema alle cuffie. Di auto. Quindi gradualmente scenderà l'audio, ma poi pian pianino risalirà. Allora, siamo riusciti a comprare finalmente il nostro oggetto. Adesso Bartolini sta tornando in base e proprio adesso mi farò portare tutta questa bella roba, tutto questo ben di Dio. Attiviamo anche un bello scatto. Come siamo a vita? A posto? Sì, sì, Stai assolutamente inseguendo, sì. Sì, ho visto. Che succede? Qualcuno dei nostri. Ai. Gli ho diminuito l'armatura. Bella. Attenzione. Grazie amico mio, ti voglio tantissimo bene. Meno male che esistono questi corrieri, ragazzi. Prima vedevo questa icona dei corrieri, che cosa sarà mai il corriere, ma invece è una cosa utilissima, cioè una cosa fantastica. Il corriere per me è una delle cose più utili che ci sia. Attenzione a questa. Come faceva l'arciere a sapere che ero lì? Sì, è morta, però non so come faceva a sapere che ero lì. Curami, grazie. Ti ho donato l'immortalità. Edward che mi salva la vita, esatto. Edward che mi ha salvato la vita. Bene. Vediamo di buttare a terra questa dannata torre. Ovviamente se la prende sempre con noi. Tutti i minion che ci sono qui. E la torre ovviamente se la prende con me. Forse gli sto antipatico. Infatti guarda che sono brutto. Ragazzi, questo personaggio io non lo chiamerò col suo vero nome Dazol. Questo sembra Jar Jar di Star Wars. Ve lo ricordate Jar Jar, quello di Star Wars? Tu te lo ricordi, Ciro? È preciso, sì, che me lo ricordo. Ed è preciso. Jar Jar. Mamma mia che figo. E là era l'assistente della regina, mi sembra. L'assistente esatto. o qualcosa del genere. È proprio fighissimo. Jar Jar. Faceva addirittura la corsa. Mazziamo questi ultimi stronzetti. Possiamo ricaricarci il nostro mana. Bene. Facciamo a pezzi questa ultima torre in modo tale da spiazzare un po' gli avversari. Potenziamo i nostri... Ops, l'ho mancato. Curami. Grazie. L'avevo mancato. E mi sa, ragazzi, che il support è proprio la classe che fa per me. Ho giocato numerose partite anche con Ciro e no, Ciro è l'unica classe che so usare proprio per benino. Anche quello là, Pudge, sapevi usare molto bene, però questa qui diciamo che questa spacchi. sì, l'altra partita qualche 30 assist abbiamo fatto. 30 assist, esatto. Ah! Da dietro. Se ti aiuto muoio anch'io, quindi cerca di scappare. Via. Se ti aiuto muoio anch'io. Dannazione. Aia. E non ce l'ho fatta. Ti volevo tanto aiutare, sai la double kill si fa. Sì, tranquillo. Erano in due. Vabbè, freschi. Ma non ti preoccupare, l'importante è che abbiamo spaccato la torre. Esatto. Tranquillo, io ho ancora le monete giuste per comprare l'amplificatore di energia, per comporre gli stivali arcani, avere quindi il mana in più e la velocità di movimento. Allora, quindi adesso mandiamo immediatamente il nostro corriere al negozio segreto. Bene, amico mio, te ne puoi andare al negozio segreto, comprarmi quello che devi. Guardate che faccina che ha, proprio un asinello. Stai attento anche, ho paura che sono qua dietro, Sì, tranquillo, sono invisibile, ah, giusto, non mi vedono. E io ormai sono troppo abituato. Ah, la torre. So. Siamo nati noi? Dannazione. Aia. Eccolo qui. Andiamo. Corriere, vai alla base segreta. Che sta succedendo qui? Il corriere! No, l'hanno ammazzato, poverino. Sì, esatto, bastardi. Dai, attacchiamoli. Sì, al Juggernaut. Juggernaut del piccolo. È andato. Che cacchio è successo?